TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Dalle ore 14 di oggi, venerdì 14 novembre, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Venezia, Mestre e Padova per accertamenti dell'autorità giudiziaria in seguito all'investimento di una persona. I treni alta velocità, Eurocity e regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti. I treni Eurocity regionali hanno subito limitazioni di percorso e i treni regionali hanno subito cancellazioni. Notevoli disagi per i pendolari. La circolazione è tornata regolare alle 18:15. Ancora cronaca. Nella notte di giovedì scorso la Polizia di Stato di Venezia ha tratto in arresto una donna per tentato furto ai danni di un esercizio commerciale del centro storico lagunare. A seguito di segnalazione di un furto in atto, i poliziotti della squadra volanti lagunari della Questura di Venezia sono intervenuti presso un esercizio commerciale sito nel sestiere di San Marco. Giunti sul posto, gli operatori hanno scorto, poco distante dal negozio a cui erano state infrante le vetrine, una donna che presentava vistose ferite alle mani. I poliziotti, insospettiti, l'hanno fermata per un controllo. All'esito di approfonditi accertamenti è emerso che la donna, oltre a essere stata colpita in precedenza dal provvedimento dell'avviso orale disposto dal questore, era già gravata da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. La stessa pertanto è stata, come detto, tratta in arresto e posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. E nella notte appena trascorsa, invece, i militari impegnati a Mestre nell'operazione Strade Sicure hanno segnalato al 113 la presenza di un soggetto che si muoveva con atteggiamenti sospetti all'interno del cortile di un'abitazione. Nello specifico, l'uomo avrebbe prelevato una delle biciclette posteggiate sull'apposita rastrelliera per poi tentare di darsi alla fuga. Grazie anche alle informazioni fornite dai militari, i poliziotti della squadra volante della Questura di Venezia intervenuti sul posto hanno in breve tempo rintracciato e bloccato il sospettato. All'esito del controllo l'uomo è stato arrestato per il reato di furto, nonché deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per un'osservanza del provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia disposto in precedenza dal Questore. Cambiamo decisamente argomento. Sabato 15 e domenica 16 novembre il Comune di Venezia donerà in totale 1100 alberi. Sabato ne saranno consegnati circa 600 ai cittadini che ne hanno già fatto richiesta nell'ambito dell'iniziativa Alberi in Pianura, organizzata in collaborazione con la Regione del Veneto. Domenica, in occasione della Domenica Ecologica, sarà invece la volta del progetto Il Comune dona 500 alberi, con la consegna delle piante forestali ai cittadini che hanno inoltrato la richiesta tramite la piattaforma Dime. Nella stessa giornata sarà possibile ricevere un albero fino a esaurimento delle scorte. Le piantine forestali si potranno ritirare sabato 15 e domenica 16 novembre dalle ore 9 alle ore 15 al Parco San Giuliano Porta Rossa, nei pressi degli uffici del Comune di Venezia, Servizio Bosco e Grandi Parchi, dove sarà allestito un apposito gazebo. In caso di condizioni meteo avverse nella giornata di domenica, le piantine forestali saranno consegnate lunedì 17 novembre dalle ore 9 alle 14. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.